primi 5 migranti dell'ex caserma Serena negativizzati trasferiti in un appartamento di via Pisa. La voce si diffonde, si scatenano le polemiche, ma la prefettura smentisce ospitati in un'altra struttura. I residenti del grattacielo scendono in strada per protestare. Qui un contagio da Covid sarebbe devastante. Il sindaco Conte, i richiedenti asilo rimangano nell'ex caserma. Caso bonus INPS, il verdetto di Zaia è arrivato questa mattina dopo averli sentiti uno a uno. Nessuno dei 3 consiglieri regionali si ricandiderà. Forcolin si dimette da vicepresidente e assessore. Il trevigiano Barbisan si ritira, ma in una lettera accusa i leghisti che non lo hanno difeso. Sul versamento alla Proloco di Canizzano, il sostegno del presidente alla ricandidatura, le minoranze annunciano un esposto. Oggi l'annuncio della nuova ordinanza regionale per arginare i contagi da Covid è valida fino al 6 settembre, tamponi obbligatori per chi rientra dall'estero. Intanto aumentano i casi di positività nella Marca, a preoccupare il focolaio legato all'azienda di Casale sul Sile, dove decine di tamponi sono stati effettuati anche oggi. Perde il controllo dell'auto che si schianta su un muretto e si ribalta in un fossato. Tragedia, un è di Fonte a perdere la vita un 69enne di Romano Dezzelino. Furto rocambolesco a Canton di Silea, dove sono stati rubati 2 trattori dal valore di 120.000 euro, volatilizzati tra le campagne, il racconto del proprietario. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. In primo piano i dati del contagio da coronavirus diffusi poco fa dalla Regione del Veneto con azienda zero. In primo piano perché sono dati abbastanza elevati. Vediamoli insieme. Sono 54 i nuovi casi di positività che sono stati riscontrati nella giornata di oggi tra le 8 e le 17 su tutto il territorio regionale del Veneto. 54 quindi, ripeto. E sono 19 a Venezia, che ha quindi il record di nuovi casi, 14 in provincia di Verona, 7 a Padova e Treviso, seguono Vicenza con 4, Belluno 2, 1 a Rovigo. Ci stiamo avvicinando alla soglia dei 21.000 positivi dall'inizio dell'emergenza. C'è anche un decesso da registrare rispetto alla giornata di ieri, ma su questi dati, soprattutto per quanto concerne la Marca e la provincia di Belluno, ritorneremo nel corso del nostro telegiornale, perché l'apertura è dedicata a quello che è successo questa mattina a Treviso, quando si è diffusa la notizia che i primi negativizzati dell'ex Serena sarebbero stati appunto trasferiti in via Pisa, dove è esplosa la protesta, una protesta molto forte senza precedenti, con il sindaco di Treviso Mario Conte sul posto, che ha chiesto di sospendere i trasferimenti e di dividere i negativi dai positivi direttamente nella struttura di Casier. Tutti i particolari, la cronaca della mattinata ad alta tensione nel servizio di Lina Paronetto. 5 persone positive è venuto qua, è così sindaco, così non hai paura. Se noi hai preso il virus qua è colpa di amministratori, se noi hai preso il virus qua è colpa di amministratori. 11 del mattino, via Pisa, i residenti della Tower House rincorrono il sindaco Mario Conte, che se ne va dopo aver assistito alla protesta. La notizia della presenza nell'appartamento dell'associazione Hilal di 5 nuovi migranti, i primi negativizzati al Covid-19 trasferiti dall'ex Serena, è una miccia che accende gli animi e fa scendere in strada la gente. Tutti danno per certo che i richiedenti asilo qui da martedì arrivino dalla caserma. L'amministratore Alessandro Zuin lo dice esplicitamente. Sono ospite dell'ex Serena perché ce l'ha confermato il responsabile della struttura. Io ho parlato con il responsabile della struttura. Con il presidente di Hilal? Sì. Ma la prefettura smentisce e precisa nel pomeriggio che proprio per evitare situazioni di questo genere i 5 della Serena sono altrove, in una struttura più defilata. Ma la mattinata è all'insegna della rabbia. Sotto gli occhi di Digos e polizia locale si radunano una quarantina di persone e ascoltano l'amministratore Zuin e il consigliere comunale Davide Acampora, che ha indetto il sit-in. Noi non ci tranquillizza il fatto che i tamponi siano negativi, non ci tranquillizza, ok? Che mettano queste persone in delle strutture governative, non che le sparpagliano per la città. Adesso, man mano che fanno i tamponi e che vengono fuori negativi, cosa fanno? Li mettono a San Zeno, li mettono in via Pisa, li mettono a Sant'Antonino, dove trovano queste piccole realtà. Non è possibile. Il grattacielo non è nuovo all'ospitalità dei richiedenti asilo, sia nei locali di Hilal che in quelli che in passato avevano affittato altre cooperative. Ogni pianerottolo ha l'accesso di 5 appartamenti.
Quindi per noi il Covid è un grosso problema e l'abbiamo tenuto sempre monitorato sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene. E adesso questa situazione qua ci sta mettendo in difficoltà. Ripeto, il Tower House non è il posto più indicato per poter avere la certezza di un non contagio. Un contagio qui dentro sarebbe deleterio per noi. Arriva il sindaco Conte ed è perentorio. I negativizzati devono restare dove sono. L'emergenza sanitaria ha la priorità sull'altra richiesta avanzata in queste ore, quella di chiudere definitivamente l'ex caserma. Tutto questo semplicemente perché all'interno della caserma Serena non c'è la volontà di dividere positivi da negativi. Gli spazi ci sono, manca la volontà. I positivi e i negativi possono tranquillamente dividersi in immobili diversi, proprio per come è costruita la caserma Serena. Ci sono palazzine ben distinte e quindi lo spazio e la volontà ci sarebbe. Tensione alle stelle quindi con il presidente di Hilal che va all'attacco dell'amministratore del grattacielo che avete sentito poco fa. È stata violata, dice il presidente di Hilal, la privacy. Lo denuncio. Rimane segreto professionale, però mi dispiace per Zuin perché come amministratore lui deve mantenere la privacy delle persone. Se il tampone sono negative, l'UNS non può giocare con la vita delle persone. Io ho fiducia nelle istituzioni. Questi sono medici che hanno certificato che queste persone possono essere tranquillamente libere. Praticamente noi stiamo anche pensando di una denuncia nei confronti di Zuin. Per cosa? Perché lui non può, noi abbiamo il diritto di privacy o no? Un bravo amministratore non deve fare il politico. Lei ha avuto altre richieste dalla prefettura? No, io non ho avuto altre richieste. E c'è anche la voce dei residenti di Via Pisa, tanti sono preoccupati. Al grattacielo di Via Pisa gli inquilini hanno paura. Da 1 anno e mezzo si cerca di risollevare sia economicamente che socialmente un contesto non facile, spesso teatro di episodi di cronaca e altrettanto spesso tirato in causa da questa o quella forza politica. La voce che qui si siano trasferiti i primi 5 migranti negativizzati dell'ex caserma Serena è vissuta come l'ennesimo schiaffo a una realtà già penalizzata. La popolazione abitante residente è anziana e noi siamo preoccupati. Perché gente qua tutti i giorni arriva qui in 10, e 20, 10, e dopo andare via a cambiare gente, non va bene questa cosa. Va bene, come io devo fare? Perché anche io ho paura. Io ho bambini perché adesso con tutto è pericoloso, che io non sono razzista, non lo so se sono nigeriani, se qualsiasi paese. Però cosa noi dobbiamo fare qua adesso? Perché io voglio capire, perché non lo so cosa loro devono fare, se vieni qua o no. Perché ho un bambino di 5 mesi, di 2 anni, di 7 anni, cosa deve fare? Toni accesi in cui si intersecano anche altre problematiche di più lunga data, dal degrado all'insicurezza fino ai complicati rapporti di vicinato. Un equilibrio delicato che i timori legati ai nuovi inquilini rischiano di infrangere. Non è questione di razzismo, per carità di Dio, io non sono razzista e mai mi sono dichiarato razzista, però voglio la sicurezza della mia famiglia, dei miei vicini e tutto qua. Stiamo degenerando, cioè noi abbiamo paura per le nostre mogli, per i bambini. E l'altro fronte altrettanto caldo è quello relativo al bonus dei 600 euro che vi abbiamo raccontato in questi giorni. La novità di giornata importantissima è che c'è il verdetto definitivo del governatore Zaia che dopo aver sentito 1-1 ha deciso nessuno dei 3 consiglieri coinvolti nell'affare dei 600 euro sarà ricandidato. Nel frattempo si è dimesso Forcolin che è vicepresidente della giunta e quindi vice di Zaia e assessore. Io ai veneti dovevo dare una risposta rispetto alla questione che ho posto.
Loro tre non si ricandidano. Loro tre sono Gianluca Forcolin, vicepresidente della Giunta regionale, quindi vice di Zaia, Alessandro Montagnoli, presidente della prima commissione in Consiglio regionale, e Riccardo Barbisan, consigliere regionale. Per tutti e tre i leghisti la campagna elettorale per una riconferma a Venezia finisce qui. Il verdetto presidenziale, quindi per definizione inappellabile, è arrivato a 4 giorni dall'inizio della tempesta perfetta, cominciata con la fuga di notizie dall'INPS, tempesta che si è abbattuta senza pietà anche sui palazzi Balbi e Ferrofini. Storia recente quella del bonus da 600 euro che il governatore veneto ha ripercorso, ricordando di essere stato il primo politico italiano a promuovere un'operazione verità. Quando io ho visto la famosa agenzia nazionale domenica pomeriggio, forse è accaduto, e leggo questa agenzia sibillina nella quale si parla dei famosi 5 parlamentari, e poi vedo e altri amministratori comunali e regionali, ho detto: come regionali? Cos'è sta roba? Ho subito, lasciatemelo che vi ricostruisca la storia, ho subito scritto a tutti i miei consiglieri, abbiamo la fortuna di avere una chat, e ho chiesto ad ognuno, ditemi se avete mai percepito o richiesto un bonus, sì o no. Un out-out che ha portato all'emersione dei 3 nomi e alle rispettive ricostruzioni. Tutti hanno avuto un colloquio con Zaia che riconferma come la posizione di Forcolin sia diversa, ma che la premessa per la decisione sia stata la richiesta e non la ricezione effettiva del bonus. I cittadini partono da un presupposto e il ragionamento è partito da un presupposto dalla presentazione della domanda. Dopodiché è pur vero, lo dico a quelli che mi hanno detto che io faccio i distinguo, li faccio sì, è pur vero che il vicepresidente non ha incassato il quantum, cioè non ha mai percepito il bonus e non ha neanche presentato ulteriori documentazioni per avere il bonus. Forcolin, peraltro, prima del verdetto aveva comunque già rassegnato le dimissioni da vicepresidente e assessore, dicendo in una lettera aperta di aver preso la decisione a testa alta e di essere profondamente amareggiato per la violenza mediatica e la macchina del fango cui è stato sottoposto. Ad anticipare la decisione finale anche Riccardo Barbisan, sempre con lettera aperta. Resta un posto vacante in giunta, ma Zaia non ha intenzione di riempire la casella. Non farò nessuna nomina, perché lo trovo irrispettoso nei confronti dei veneti a 40 giorni dalle elezioni a fare una nomina, e le deleghe non so se le distribuirò, le tengo io oppure le distribuirò, e si chiude questa vicenda dolorosa. E lo avete sentito nel servizio, il trevigiano Riccardo Barbisan ha annunciato le sue intenzioni di non ricandidarsi in una lettera aperta, ma c'è un caso nel caso sul versamento alla Proloco di Canizzano della seconda tranche dei 600 euro con successivo appoggio alla sua rielezione da parte del presidente della Proloco stessa, che ha inviato alle famiglie tanto di appello. Le minoranze del comune di Treviso minacciano un esposto alla procura. L'ha annunciato con una lettera aperta Riccardo Barbisani il ritiro dalla corsa per la rielezione in regione. Con grande serenità scrive: ho deciso di rinunciare alla candidatura per porre fine alle vergognose strumentalizzazioni e illazioni che in queste ore imperversano su media e stampa e coinvolgono ingiustamente la mia famiglia e vorrebbero infangare la mia reputazione e quella del movimento. Prendo atto, dice però anche, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa, di alcune dichiarazioni pubbliche fatte da persone iscritte al mio stesso partito che si sono accanite nei miei confronti per un errore che ho fatto in buona fede e di cui pago le conseguenze. A costoro chiedo se nella loro vita politica non abbiano mai sbagliato. Una cosa è certa: il sottoscritto non ha goduto dei loro errori, né tantomeno li ha azzannati in un momento di debolezza. Neppure un euro di quelli che mi sono giunti dall'INPS sono rimasti nelle mie tasche, ribadisce il consigliere, ricordando i versamenti a favore di Comune di Treviso e di una Proloco. E proprio rispetto a quest'ultimo versamento, la minoranza I300, PD, Lista Manildo e Treviso Civica stanno valutando di presentare un esposto in procura. Il presidente della Proloco di Canizzano, beneficiaria di quei 600 euro, Adriano Volpato, nei giorni scorsi ha inviato alle famiglie una lettera insieme al volantino elettorale di Barbisan, invitando a sostenere la candidatura del consigliere uscente. Siamo di fronte a un fatto di inaudita gravità, dicono le opposizioni, sul quale, vista la nostra funzione di controllo, pretendiamo trasparenza assoluta. Alla lista di chi chiede le dimissioni di Barbisan dal Consiglio si unisce Domenico Losapio del gruppo misto, residente proprio a Canizzano, che ci mostra lettera e volantino che gli sono stati recapitati a casa.
Io credo che i fatti purtroppo siano chiari. Credo che sia necessario, se non un intervento in prima persona dell'interessato, da parte anche del sindaco, insomma, che prenda una posizione chiara. Dimissioni dal Consiglio Comunale, la richiesta di dimissioni? Direi che vedo difficili altre vie, ecco. E quella di oggi è stata anche la giornata di una nuova ordinanza regionale che introduce tamponi obbligatori per chi rientra dall'estero. Tamponi obbligatori per chi rientra in Veneto dall'estero. Si concentra soprattutto sulla messa in sicurezza del Veneto dai contagi di ritorno la nuova ordinanza del Presidente della Regione. Test obbligatori dunque per chi fa parte di determinate categorie giudicate a rischio per la diffusione del contagio o vacanzieri che rientrano da paesi a rischio. Tra le persone obbligate a fare il test a ritorno in Veneto da qualsiasi stato estero, i lavoratori delle case di riposo o per disabili, gli operatori sanitari di ospedali e strutture extraospedaliere, le badanti, i lavoratori stagionali del settore agricolo, i richiedenti asilo, i lavoratori di rientro da trasferte all'estero inferiori ai 5 giorni, se superiori c'è anche l'obbligo di quarantena, come per chi arriva dai paesi già individuati dal DPCM, l'obbligo di tampone anche per chi ha transitato per Bulgaria e Romania. Lavori in ospedale, lavori in un hospice, sei andato in Francia in vacanza piuttosto che in Croazia o in Germania o dove vuoi andare, in Finlandia o al Circolo Polare Artico, tu torni a casa, facciamo il tampone. Questi tamponi sono tutti gratuiti, ecco, precisiamo questo. L'altro capitolo riguarda i vacanzieri che hanno soggiornato nei paesi considerati a rischio. I paesi nei quali c'è obbligatoria la quarantena non si discute. Ce ne sono altri dove non è obbligatoria la quarantena, c'è l'Europa, Malta, Spagna, Grecia e Croazia, dove noi introduciamo l'obbligo del tampone. Per fare il tampone bisogna contattare la propria ULSS entro 24 ore dal rientro. La sanzione per chi non lo fa è di 1.000 euro. Previsti test rapidi negli scali portuali ed aeroportuali, mentre a Treviso si è avviata la sperimentazione dei test salivari. Il dottor Rigoli, fra l'altro, a Treviso sta testando anche la saliva. Ieri abbiamo avuto anche dei buoni risultati, mi diceva, nei test che ha fatto ieri, e noi speriamo che funzioni. Guardate, il test della saliva taglia la testa a toro. Brutto da dire, ma rende l'idea, nel senso che riusciamo a farci l'autodiagnosi. Infine, per cinema, attività sportive o spettacoli dal vivo continua ad applicarsi la distanza di sicurezza e l'obbligo di mascherina, precauzioni importanti in vista del Ferragosto. Per noi Ferragosto è festa in spiaggia, è festa dell'acqua e tutte le storie che sapete, no? L'invito ai ragazzi è di fare attenzione agli assembramenti, di pensare che portare la mascherina non è un'onta. È gestibile questa condizione evitando gli assembramenti e utilizzando la mascherina. Quindi l'appello che faccio ai ragazzi è questo: gli esiti di questo Ferragosto mal gestito li vedremo fra 14-15 giorni. Tra l'altro uno dei nuovi focolai che si sono accesi nella Marca riguarda un gruppo di studenti che stavano rientrando, che sono rientrati dalla Croazia, tutti appartenenti ad un liceo di Mogliano, ma a preoccupare maggiormente in queste ore è la situazione alla Bartolini di Casale sul Sile. L'hai fatto? Sì. Quando l'hai fatto? Tra 4 giorni. 4 giorni fa? Sì. E sei negativo? Niente. E com'è il clima in fabbrica qui in azienda? Mi dispiace, non ti posso dirti niente. Hai fatto il tampone? Lo farò, facciamo uno. Quando lo farete? Non so di niente. Sinceramente non può. Parla con i responsabili, ma io non sappiamo niente. È stato sottoposto a tampone, com'è la situazione in fabbrica? Niente, non mi dite niente? No, mi dispiace, devi chiedere ai responsabili. Com'è la situazione, l'umore? Signora? Abbiamo già risposto. Niente? In pochi se la sentono di parlare alla Bartolini di Casale sul Sile, uno dei poli logistici principali a nord-est del gruppo di spedizioni, dove continuano a essere effettuati i tamponi su dipendenti e collaboratori. Positività sono emerse anche in queste ore, ma la contabilità è in continuo aggiornamento. Un quadro tutt'altro che facile da ricostruire, calcolando che la maggior parte della manodopera lavora per cooperative, esterni o conto proprio, come evidenzia anche il sindaco, in contatto con ULSS e direzione della BRT. Anche perché lì gravita
abitano circa 200 persone, quindi è anche da capire quali sono i rapporti di lavoro in questa società e capire anche con le cooperative che ci lavorano. Tra loro anche diversi migranti della vicina caserma Serena di Casieri. In 10 lavoravano infatti alla Bartolini prima della chiusura del centro a fine luglio. Su questa presenza si stanno concentrando gli operatori dell'ULSS, anche oggi presenti in fabbrica. So che ci sono delle indagini in corso anche da parte dello Spisa, quindi lì attendiamo le autorità competenti per capire quale sia questa indagine. Intanto nella vicina Preganziol la minoranza di impegno comune con i consiglieri Raffaele Frede e Simonetta Trabucco si pone un altro problema. Quanti dei migranti che chiedono l'elemosina nei supermercati in zona o all'ecocentro provengono dalla Serena? Da qui la presentazione di un'interrogazione urgente al sindaco. Ma non ci sono solo la Serena e la Bartolini a preoccupare la Marca. Un nuovo focolaio lungo l'asse del Terraglio si è acceso a Mogliano con il rientro dalla Croazia di 7 giovani del liceo Berto, tutti positivi. Viaggio post maturità con sorpresa, come souvenir il Covid. Per la cronaca, un anziano di Romano Dezzelino è morto a Onedi Fonte in seguito al ribaltamento della sua vettura in un fossato. Un uomo di 71 anni di Romano Dezzelino è morto in seguito al ribaltamento della sua automobile in un canale di scolo a Onedi Fonte. Si tratta di Pietro Cavallin, persona molto conosciuta in zona per il suo impegno nel sociale. L'incidente è avvenuto alle 14 nel tratto della strada provinciale 248 denominato Via Roma, a poche decine di metri dal centro abitato. La dinamica del sinistro è ancora in via di definizione da parte degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi di rito. Secondo le prime informazioni, la vettura del pensionato, una Seat Altea, sarebbe uscita di strada dopo aver urtato un muretto e si sarebbe ribaltata nel canale di scolo che costeggia Via Roma. Inutili i tentativi di rianimazione, l'uomo era già morto all'arrivo dei soccorritori. Sul posto anche il SUEM e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dall'abitacolo della vettura. Cavallin era molto stimato e per 25 anni era stato la colonna portante dei donatori di sangue di Fellette di Romano Dezzelino. Dramma questa mattina a Cordignano, dove un pensionato di 69 anni, residente a Orsago, si è sentito male mentre pedalava in sella alla sua bicicletta, stramazzando così al suolo senza riuscire a chiedere aiuto. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato l'uomo accasciato a terra. Nonostante i soccorsi, purtroppo per il 69enne non c'era più nulla da fare. Da accertare le cause del decesso, potrebbe trattarsi di un infarto, di un malore fatale accentuato dal caldo torrido di queste ore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vittorio Veneto. Parliamo adesso di un furto davvero rocambolesco che è avvenuto qualche notte fa a Canton di Silea, dove si sono volatilizzati 2 trattori. Abbiamo subito un furto da parte di una banda ben organizzata, suppongo, non di uno, ma bensì di 2 trattori. Di 2 trattori che servivano qua per l'azienda zootecnica, e per cui il problema è ancora più grosso perché le vacche mangiano anche sabato e domenica. Già, macchinari indispensabili per portare avanti questa azienda zootecnica con 100 capi di via Belvedere 48 a Canton di Silea, a pochi metri dal confine con Roncade. 2 i trattori asportati dalla stalla per un valore di circa 120.000 euro, ma sono le modalità del furto a suscitare più di un interrogativo. Sono da poco passate le 11 di sera. Ernesto con la moglie Edi e la figlia si sono appena coricati quando i cani iniziano ad abbaiare. Ernesto scende dalla camera al primo piano, ma la situazione sembra tranquilla. I cani sono agitati, ma non ci sono movimenti sospetti. La sorpresa di primo mattino quando i trattori, entrambi di grosse dimensioni, sono come volatilizzati. Le tracce a terra portano su questa stradina interna tra i campi oltre 3 chilometri di sterrato fino a Musestre. Qui con ogni probabilità sono stati caricati su un tir o un rimorchio. I ladri quindi riescono a rubarli senza fare rumore a pochi metri dalle vacche, ma soprattutto dalle camere da letto dei proprietari. Sull'episodio indagano i carabinieri di Silea, mentre Ernesto vuole lanciare un messaggio. Volevo mandare un messaggio ai nostri colleghi: attenti perché questi non mollano la presa. Tenete bene i trattori, mettete il comparto, mettete a posto tutto, perché questi portano via anche quelli piccoli, tanto a loro non gli costano niente. Resta la solidarietà di alcuni colleghi che stanno dando una mano e la volontà di non arrendersi. Fortuna, e ringrazio quelli che ci hanno subito messo in moto, ci hanno prestato macchine e collaborato con noi. Sicuramente il danno c'è stato. Comunque dai, siamo razza Piave, ci tiriamo sulle maniche e ripartiamo, come si deve dire, no?
Ancora cronaca subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per andare a Vedelago, dove i carabinieri hanno trovato 4 piante di cannabis in fase di maturazione all'interno di una serra, oltre a marijuana e a materiale vario per il confezionamento della droga. Nei guai un 40enne operaio incensurato che è stato così denunciato. Adesso andiamo a Belluno. La pagina di Belluno che si apre con quello che è destinato a diventare un caso, perché a 7 anni dal fallimento della NIS, la società che gestiva gli impianti del Nevegal, la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Venezia ha istruito un procedimento e citato l'ex sindaco di Belluno Antonio Prade, l'ex assessore al bilancio Tiziana Martir e l'ex amministratore della NIS Paolo Benvenu. Al momento sembra non sia stata data ancora un'ipotesi di danno erariale, ma la notizia ha avuto l'effetto di un'esplosione in città. Dovranno comparire dinanzi ai 3 giudici della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Venezia, citati dal procuratore della sede e i Camerlenghi, per spiegare il loro operato e raccontare la loro verità sulla NIS. A 7 anni dal fallimento della società di Palazzo Rosso che gestiva gli impianti del Nevegal, il procuratore della Corte dei Conti ha istruito un procedimento per capire se nella gestione della NIS possono essere ravvisati danno erariale o mala gestio che abbia comportato una perdita patrimoniale. Nell'atto di citazione i nomi dell'ex sindaco di Belluno Antonio Prade, dell'ex assessore al bilancio Tiziana Martire e dell'amministratore della NIS Pio Paolo Benvenu. Quest'ultimo, raggiunto telefonicamente, ha riferito di sentirsi assolutamente tranquillo e di aver agito a fronte di deliberazioni della giunta di allora. La notizia, per quanto riservata, si è diffusa rapidamente in città, ma non sarebbe collegata all'azione giudiziaria deliberata nelle scorse settimane dalla Giunta Massaro contro gli ex amministratori della Sportivamente Belluno, Pio Paolo Benvenu e Patrick Dapos, che la guidarono dal 2010 al 2013. Sul tavolo della Corte dei Conti negli anni scorsi è arrivato l'esposto presentato dai 2 consiglieri pentastellati Lanari e Marchese per chiedere di fare luce sulle operazioni cosiddette infragruppo fra NIS e Sportivamente, la prima all'epoca già fallita, la seconda in liquidazione. Nell'esposto Lanari e Marchese si riferirono in particolare al prestito di oltre 400.000 euro che la Sportivamente fece alla NIS, che, dichiarata morto, non fu più in grado di restituire. È su quelle operazioni societarie che sta indagando la Corte dei Conti o il procedimento riguarda più in generale il fallimento straordinario per quei tempi della società pubblica Nuovi Impianti Sportivi? Nell'atto di citazione sono già stati assegnati i termini e entro qualche settimana potrebbe iniziare il dibattimento. Adesso in Alpago, dove il borgo di Schiucazza finalmente ha di nuovo la sua strada, perché è stata riaperta questa mattina dopo 15 mesi la provinciale di Lamosano, ma dicono i residenti c'è ancora molto da fare. Con una ventina di minuti d'anticipo rispetto all'avviso di Veneto Strade, stamattina è stata riaperta la provinciale di Lamosano, chiusa a causa dell'enorme frana che ha minacciato l'abitato di Schiucazza per 15 mesi. Tanto è durata la chiusura della strada a Schiucazza di Alpago. Vedete che sono ancora in corso i lavori di consolidamento del versante che è stato letteralmente ingabbiato dopo i ripetuti tentativi di consolidamento. I lavori commissionati da Veneto Strade non sono stati ancora conclusi e probabilmente si protrarranno, tempo permettendo, fino a tutto settembre per consentire ai disgaggiatori di forare il terreno, posare le piastre, tirare i cavi d'acciaio per completare l'enorme rete che ha imbrigliato la colata. L'apertura della strada è però una gioia vissuta a metà dai residenti, costretti più e più volte a lasciare le proprie case per ragioni di sicurezza. Spero che adesso si sistemino le cose, non so di là se è ancora da sistemare. Non è un lavoro finito. No. Il fatto che abbiano riaperto la strada per voi oggi? Sì, noi bene perché fare il giro per poi andare a piedi. I residenti guardano con angoscia quell'ultimo sperone di terra e roccia a ridosso della curva e che incombe sul civico 18 di Via dei Molini. Lì vive una famiglia di 6 persone costrette ad abitare lontano da casa per 2 anni. Lo sfogo lontano dall'occhio della telecamera. Non credo che comunque sia difficoltà prendere una ruspa in una settimana, pulire tutto, mettere la rete come hanno fatto di là, dare
senso di sicurezza alla famiglia. Cioè, fra qualche anno, quando arriva di nuovo la tempesta, credo che devo ancora andare via di casa di nuovo. E c'è un aggiornamento sul fronte del Covid per quanto concerne i rientri dall'estero. Il laboratorio dell'ULSS 1 Dolomiti ha refertato nel primo pomeriggio 3 nuove positività, quindi si va ad aggiornare la nota della regione che abbiamo visto prima. Una relativa a un soggetto bellunese rientrato da Madrid, 2 relative a persone kosovare rientrate dal loro paese. Tutti e 3 i soggetti, fa sapere il Dipartimento di Prevenzione, avevano segnalato il loro rientro e si trovavano già in isolamento. Sin dalle prime ore di questa mattina, a seguito dell'ordinanza del Ministro della Salute di ieri sera contenente provvedimenti per i rientri da Croazia, Spagna, Grecia, Malta e Colombia, stanno giungendo al Dipartimento di Prevenzione centinaia di telefonate e mail con richiesta di informazioni, provvedimenti e prenotazione tamponi. L'ULSS 1 Dolomiti invita a formulare le proprie segnalazioni via mail all'indirizzo covid_aulss1.veneto.it per una più puntuale e pronta gestione. Lo ripeto, covid_19-aulss1.veneto.it. E chiudiamo con questa comunicazione di servizio da parte dell'ULSS 1 Dolomiti. Questa edizione del telegiornale di Treviso Belluno è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo, ecco le previsioni per venerdì 14 agosto. In Veneto sarà una giornata di tempo variabile, a tratti instabile, con nuvolosità irregolare, in aumento durante le ore centrali quando saranno probabili rovesci e temporali. Temperature stazionarie o in locale diminuzione, minime tra 18 e 24 gradi, massime tra 29 e 35 gradi. In Friuli Venezia Giulia ci sarà un graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con deboli piogge in serata. Sui rilievi nubi in aumento con piogge e rovesci. Temperature minime in aumento con minime previste tra 20 e 24 gradi e massime intorno ai 33 gradi. In Trentino Alto Adige ci saranno molte nubi sin dal mattino con un peggioramento dal pomeriggio e rovesci. Sui rilievi cieli nuvolosi per tutta la giornata con deboli piogge dal pomeriggio. Temperature minime stabili, minime intorno ai 18 gradi, massime tra i 29 e i 32 gradi. È tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.